Questa mattina siamo un po' molto traffico. Il trend in crescita dei contagi non spaventa i trevigiani che questa mattina hanno scelto comunque il mercato settimanale. Centinaia di persone si sono riversate nelle piazze a cercare l'offerta tra le bancarelle. La calca in certi momenti era impossibile da evitare. Sembra che le persone rispettino le norme? La mascherina sì, il distanziamento è molto problematico. Tanti assembramenti secondo lei? Posso chiederle tanti assembramenti? Sì, abbastanza. Dobbiamo esserci un po' attenti. Troppa, pensavo meno e io adesso vado via. L'importante è che abbiano tutti la mascherina, io ce l'ho doppia, hai capito? Doppia e di solito non vengo mai a quest'ora. Insomma si esce ma con tutte le precauzioni del caso, gel e mascherina anche doppia ai varchi, volontari alpini e protezione civile. Di fronte ad un mercato mai così vivace, tante anche le voci fuori dal coro. È pentita di essere venuta al mercato? No, bisogna uscire. Io non manco mai al mercato, purtroppo. Anche se c'è un aumento di contagi? Insomma, noi ci proteggiamo e speriamo bene. Parzialmente soddisfatti gli ambulanti, tanta gente sì, ma si vende poco. Lei è contento che c'è tutto questo giro? Non so se sia un bene. Però per il suo lavoro? Per il mio lavoro sì. Si lavora oggi? Abbastanza, dai, non c'è male. Comportamenti corretti? Io ne vedo corretti, vedo paura, vedo timore di una zona arancione, per cui vedo anche molta attenzione nel comportarsi abbastanza correttamente, il più possibile se non altro.